La Grecia, tra polemiche politiche e tensioni sociali, ospita migliaia di profughi ed immigrati. La Croazia, che a gennaio ha introdotto l'euro, deve far fronte a un'impennata dei prezzi. In Serbia, un gruppo di giornalisti investigativi ha documentato i legami tra la polizia, la politica e la criminalità. Gli artisti russi costretti dalla guerra di Putin all'esilio a Venezia, una diaspora culturale aiutata da Ca' Foscari. In Bulgaria la lotta libera è lo sport nazionale, con tornei anche in sagre e feste di paese, è praticata da moltissimi giovani. La solidarietà è un vento dolce, una brezza che sa di mare, e dal mare entra nella città, soffia nelle sue strade, bussa alle sue porte, spira in senso inverso ai venti di guerra, minacce e disperazione che dal confine orientale arrivano fin dentro Atene, con il loro carico di sofferenze e necessità. E se la politica si interroga su come fronteggiare l'emergenza, c'è chi cerca di dare risposte alle urgenze. Cerchiamo di venire incontro a tutte le esigenze di chi ci chiede aiuto, soprattutto per facilitare il loro inserimento nella società. In media ogni giorno assistiamo 100 persone, mentre il nostro centro d'ascolto in 16 lingue riceve circa 500 chiamate quotidiane. Offriamo tanti servizi per cercare di coprire tutte le necessità: corsi di istruzione e formazione, laboratori professionali, assistenza legale, sanitaria, sociale, psicologica. La nostra filosofia è quella di un approccio onnicomprensivo. Ai bisogni si risponde in tanti modi, tendendo una mano, certo, ma anche rimboccandosi le maniche, partendo dai più piccoli. Eliakim, Verti, Mudadi, Royal, occhi e sorrisi che si incontrano, voci che si incrociano, lingue e culture che si mischiano con il gioco, che si fa amorevole cura. Questo è l'asilo nido della nostra struttura. Ogni giorno ospitiamo una trentina di bambini sotto i 6 anni. Proponiamo loro varie attività ricreative, ma svolgiamo anche una preparazione alla scuola dell'obbligo. Il lavoro delle nostre operatrici è finalizzato a creare le basi della loro inclusione sociale. Al piano superiore dall'asilo si passa alla scuola, un'aula dove l'integrazione è un segno concreto, fatto di frasi e costrutti verbali, perché attraverso la conoscenza nascano nuove possibilità. Helen is always happy. La richiesta di aiuto cresce insieme ai bisogni, insieme all'emergenza sociale. Dal 2015 la Grecia ha creato più di 32 strutture per l'accoglienza dei migranti. Secondo i dati degli Aegean Boat Report del 2023 le imbarcazioni respinte dalla Grecia sono state 73 e i migranti respinti circa 1800. Le richieste di asilo nel 2022 sono state 279 ogni 100.000 abitanti, a fronte delle 133 in Italia. Dopo la pandemia c'è stato un aumento considerevole delle richieste di assistenza e servizi. La questione più sensibile resta quella dei minori non accompagnati. La Croce Rossa greca al momento ne ospita 154 nei 5 centri del paese. Per la maggior parte arrivano da Afghanistan, Pakistan, Bangladesh, Siria ed Egitto. Noi li aiutiamo a crearsi un futuro. La Croce Rossa viene incontro a chi ne ha più necessità, sperando che riesca a trovare la propria strada. Babu la sua l'ha trovata presto e l'ha percorsa. A 32 anni è un imprenditore nel settore dell'elettronica. Dal Pakistan ha raggiunto qui suo padre, è arrivato in Grecia attraverso la Turchia. Ora ha un'attività avviata, dà lavoro ad altri. È contento. Qui in Grecia vivo benissimo, ho provato ad andare anche in Svezia e Danimarca, ma sono tornato qui perché qui sto bene. Ho trovato persone intorno a me che mi hanno accolto e aiutato a imparare la lingua, a conoscere la nuova realtà. Ora ho molti amici greci e mi sento greco. La storia di Babu, le storie di migliaia di altri come lui. Con accoglienza e integrazione, anche il futuro è una terra straniera. Un presente grigio e un futuro che si presenta dello stesso colore. Questa è oggi la Croazia, un paese che il 1 gennaio è entrato nel sistema Schengen e ha adottato l'euro, abbandonando la cuna e la valuta nazionale. Un passaggio che è coinciso con la crisi energetica provocata dall'invasione russa dell'Ucraina, una situazione che ha colpito i gruppi sociali più deboli. Abbiamo raccolto qualche commento a Utrine, un rione popolare di Zagabria.
Con la mia pensione paghiamo le bollette del cibo, sopravviviamo con la pensione di mio marito. È rincarato tutto. Secondo me è a causa dell'euro. La guerra è solo una scusa. Ci sono meno clienti, si compra di meno, le persone hanno paura di spendere, sia a causa della guerra sia a causa dell'euro. Ma qui a comprare sono sempre meno persone. Dobbiamo stare attenti ad ogni euro, le cune si spendevano e basta, non ci pensavi. Avevamo l'impressione che tutto fosse meno caro. L'euro invece era sempre il soldo con cui risparmiavi. In banca non portavi le cune, ma euro. Ora bisogna pagare in euro, ma pensi sempre che dovresti metterlo da parte per avere qualche cosa. Una dimensione psicologica nel comportamento dei consumatori croati, segnalato anche da Giovanni Vale, giornalista che da anni vive a Zagabria. La maggior parte dei croati non era a favore dell'introduzione dell'euro, questo mostravano i sondaggi della vigilia. È vero però dall'altro lato che l'euro era già presente nel paese, chi acquistava un appartamento, una casa, chi faceva i propri risparmi ragionava già in euro, quindi il salto non è stato così grande, l'inflazione c'è, resta nei parametri nella media europea, rimarrà da vedere appunto quali saranno gli effetti di lungo termine. La situazione politica è stabile. Il premier Andrej Plenković guida un governo di destra conservatore sostenuto da una coalizione formata dai nazionalisti della HDZ, da alcuni parlamentari liberali e liberisti e dai rappresentanti delle minoranze nazionali. Plenković governa, ma durante il suo mandato ben 21 ministri, segretari di Stato e amministratori di partecipate statali sono stati arrestati o hanno dovuto rassegnare le dimissioni per casi di corruzione. Da anni si susseguono scandali di corruzione, non è raro vedere un ministro essere arrestato, dare le dimissioni, avere appunto un'afera, come si dice, uno scandalo, no? Però questa cosa non interessa agli elettori, non interessa perché probabilmente è ormai diventato sinonimo del politico la corruzione, insomma un politico senza corruzione non esiste per l'elettore croato, quindi è una cosa che si accetta in qualche modo. L'economia del paese però sta stagnando. Nel 2020 praticamente non c'era inflazione, non superava un decimo di punto percentuale. Nel 2022 ha superato il 10%, in marzo era intorno al 13%. Il premier Plenković ha deciso di sovvenzionare i consumi di energia delle famiglie e di calmierare i prezzi dei beni di prima necessità. Il potere d'acquisto dei croati è però pesantemente peggiorato. Uno stipendio medio in Croazia vale poco meno di 1.000 euro. Un pensionato con 40 anni di contributi riceve una pensione di 588 euro. La pensione media in febbraio però valeva solo 350 euro. Si tratta di una vicenda poco conosciuta fuori dai confini della Serbia e che però viene considerata dalla società civile come un'importante cartina di tornasole per giudicare l'indipendenza del potere giudiziario da quello politico in un paese che anche per queste ragioni è da tempo un osservato speciale della comunità internazionale. Parliamo dell'immensa piantagione da oltre 1,5 milioni di tonnellate di cannabis scoperta nel novembre del 2019 in una fattoria a 50 km da Belgrado. Un sistema illegale di coltivazione e smercio di droga di enormi proporzioni che per 3 anni ha vissuto dietro allo schermo dell'azienda agricola Jovanica. Una vicenda complessa che ha portato all'arresto, oltre che del proprietario del terreno Predrag Koluvia, di 9 suoi collaboratori. Ma ad attirare l'attenzione è stata soprattutto la rete di complicità emersa dalle indagini che non ha risparmiato elementi della polizia e dei servizi segreti. Alla vicenda la giornalista Jelena Zoric ha dedicato un documentario trasmesso dalla rete N1, dal quale sono tratte buona parte delle immagini di questo servizio. È lei che ci riceve nella sede del consorzio investigativo BIRN, un gruppo di giornalisti che cerca di tenere i riflettori accesi su una storia che rischierebbe altrimenti di essere insabbiata. Jovanica
Si tratta non solo della più grande piantagione di marijuana mai trovata in Europa, ma anche del più grosso scandalo di corruzione che abbia mai coinvolto il nostro paese, nel quale sono implicati poliziotti, agenti dei servizi e probabilmente politici. A testimoniarlo sono anche le intimidazioni ricevute dalle molte persone che hanno seguito questa vicenda, tra le quali anch'io. La denuncia della stampa indipendente è chiara. Mentre il processo contro il proprietario del terreno procede con una certa regolarità, il secondo filone, quello che riguarda le complicità, è invece arenato. Un rallentamento sospetto, soprattutto se unito alle minacce e alle pressioni che hanno subito investigatori e giornalisti che si sono interessati al caso. Pressioni che hanno toccato anche i giornalisti di Kirk, un gruppo di lavoro investigativo di 8 persone, tra le quali Bojana Jovanovic, che ci offre una chiave di lettura politica sull'origine dello scandalo. Abbiamo iniziato a occuparci del caso dopo le denunce di alcuni rappresentanti dell'opposizione. Volevamo comprendere perché si cercasse di occultare il caso e ci siamo imbattuti nelle connivenze dei servizi segreti, ma crediamo che possa essere coinvolto anche il livello politico e questo spiega la lentezza con la quale viene avviato il secondo processo. E infatti hanno creato polemiche le immagini dell'ex ministro del lavoro Alexander Vulin in visita alle piantagioni dell'azienda Jovanjica prima che scoppiasse lo scandalo. Qualcuno ipotizza che l'inchiesta possa essere scattata anche a causa di uno scontro all'interno del partito al potere tra premier Aleksandar Vučić e Nebojša Stevanović, ministro dell'interno all'epoca del blitz nella fattoria. Un intreccio complesso, comunque rotto dall'indagine del nucleo di polizia di Belgrado, che ora sta continuando a sostenere l'accusa nei processi. È a loro che si aggrappa quella parte di Serbia che vuole la verità sul caso Jovanjica. La speranza è proprio nei poliziotti che stanno continuando le indagini. Fino a quando loro vanno avanti dobbiamo farlo anche noi. Dobiti epilog okrivljujući za krivce. I semi di Nikolai Vavilov, lo studioso della biodiversità che voleva liberare l'umanità dall'incubo della fame e che Stalin condannò a morire di fame in un campo di concentramento. Parte da qui il lavoro di Sergei Kishenko, artista e oppositore culturale del regime putiniano. Perché in Russia ogni innovazione, ogni tentativo di riforma finisce nel terrore? In un'altra installazione, La prova dell'anatra, Kishenko si aggira fra le rovine della ZIL, la ex fabbrica sovietica di camion, ex Homo Sovieticus senza volto che cerca di comprendere da dove provenga il disastro del presente. Per lui il presente è l'esilio. Dopo l'invasione dell'Ucraina, infatti, Sergei, come altre centinaia di migliaia di russi, ha deciso di lasciare il paese. Non potevo più vivere con la consapevolezza che il mio paese stava uccidendo famiglie e bambini innocenti. Non potevo più vivere in Russia, con questo senso di colpa che mi assillava giorno e notte. È stata una decisione sofferta perché la Russia mi manca e continua a mancarmi, ma sono dovuto andare. La nuova diaspora, la più grande dal crollo dell'Unione Sovietica, è fatta di moltissimi artisti, studiosi, scrittori, intellettuali per cui vivere e lavorare all'ombra del Cremlino non è più possibile. A Venezia, il Centro Studi sulle Arti della Russia dell'Università Ca' Foscari ha avviato un progetto di ricerca su questo fenomeno, si chiama Mapping Diaspora. L'obiettivo è proprio di fare una mappa, di redare una mappa di tutti quelli che in questo anno o anche precedentemente sono scappati dalla Russia, artisti, curatori, studiosi, che vogliono in qualche modo condividere su una piattaforma culturale i progetti che stanno portando avanti. Un progetto che nasce nella nuova complicata fase delle relazioni fra Russia e Occidente. Quello che noi cerchiamo di fare è di mantenere nei limiti che la situazione determina i canali aperti di un dialogo culturale. A Mosca, Olga Shishko dirigeva la sezione di arte cinematografica e nuovi media al Museo Pushkin.
Anche lei ha scelto la via dell'esilio e ora, con il suo archivio di arte digitale Media Art Lab, collabora con l'Oxar. Abbiamo lottato per la libertà per tanti anni, ma dopo che è iniziata la guerra è stato chiaro che non c'era più spazio. Potevamo solo scegliere tra l'immigrazione interiore, cioè il silenzio, o lasciare il paese. Uno dei luoghi online che meglio danno un'idea della produzione culturale russa post 24 febbraio è la rivista Russian Oppositional Arts Review. Il progetto dell'Oxar punta a raccogliere su un'unica piattaforma digitale i materiali prodotti dalla nuova diaspora. Una prima parte dedicata all'arte, una seconda parte sarà quella dedicata ai testi più accademici, più scientifici, e invece un'ultima parte sarà dedicata alle interviste, a delle domande tematiche che sottoporremo a tutti i partecipanti al progetto. Già, ma oltre alla opposizione alla guerra, quali sono le aree tematiche che stanno emergendo? Una delle cose fondamentali è il tema della decolonizzazione, quindi l'idea di mettere in crisi il concetto di imperialità russa e di ritrovare un nuovo modo di essere russi. È molto importante anche il tema della vergogna e della responsabilità collettiva, sul quale molti artisti e molti filosofi e pensatori stanno riflettendo al momento. Chi scappa intanto si arrangia come può, spiega Arsenij Petrov, storico dell'arte bizantina, esperto dei rapporti fra Mosca e la Serenissima e che ha lasciato la prima per la seconda. È successa una catena di miracoli, ma dietro ogni miracolo sta una persona che ci ha aiutato. Mi sono avvicinato alla lotta libera grazie a mio padre, anche lui era un lottatore. La mia carriera è iniziata nel 91 a 11 anni, qui ad Asenovgrad. Poi a 16 anni è arrivato il mio primo successo, sono diventato campione nazionale della categoria giovanile. Fu un'emozione grandissima perché quando vinci una volta puoi vincere sempre. Per Dimitar Kumchev la lotta è sinonimo di vita e non solo perché ha praticato questo sport fin da bambino. La lotta, ci racconta, gli ha regalato una prospettiva in questa cittadina di provincia della Bulgaria meridionale, Asenovgrad, dove le opportunità sono davvero poche, e l'ha aiutato a stare lontano dai brutti giri. Il successo più grande è stato il bronzo agli europei di Baku nel 2010. La nostra squadra aveva già avuto risultati importanti, ma io non ero ancora riuscito a portare a casa una medaglia di quel calibro. La pressione su di me era enorme. È stata una sfida non soltanto contro il mio avversario, ma anche contro me stesso. La lotta in Bulgaria è sport nazionale, ma non è solo quella libera a essere praticata. Nel paese ne esiste anche una forma tradizionale, popolarissima, che i bulgari affermano discendere direttamente dalla lotta greco-romana e da quella praticata dagli antichi abitanti di queste terre, i Traci. Ancora oggi, in occasione di sagre e feste paesane, non è difficile assistere a competizioni di questo tipo. Gli uomini si affrontano per dimostrare la propria destrezza, ma anche per onorare una tradizione che affonda nei secoli e per i premi che ci sono in palio, ovviamente. La lotta è una metafora della vita, anzi direi che la vita molto spesso è una lotta. Ogni giorno si combatte per andare avanti, per superare i problemi, le difficoltà, per ottenere la vittoria. Insomma, quello che accade sul tappeto accade anche nella vita. Forse è proprio per questo che la lotta è così popolare in Bulgaria e lo è da centinaia, forse migliaia di anni. Oltre al fatto che la struttura fisica, massiccia e possente di noi bulgari, ci rende particolarmente adatti a questo sport. Non è solo una questione di peso e massa muscolare, però. Quello che Kumchev insegna ai suoi ragazzi, alla scuola di lotta che tiene nella scuola elementare di Asenovgrad, è usare la testa, capire come trasformare in debolezze i punti di forza dell'avversario, giocare più sull'agilità e sulla tecnica che sulla forza bruta. La lotta è uno sport che richiede pazienza e grande intelligenza. È molto più complessa di quanto potrebbe sembrare a prima vista a chi non la conosce. Per questo mi è sempre piaciuta, così un giorno ho cominciato. E dove ti piacerebbe arrivare?
Ci sono le Olimpiadi, sogno di arrivare lì e raccogliere successi a livello internazionale. La lotta, assicura Kumchev, è uno sport per tutti, per i bambini e anche per le donne, come dimostra la crescente popolarità della lotta femminile nel paese. Il rispetto dell'avversario è il valore più grande che insegna questo sport, perché quando conosci la fatica, la disciplina e l'enorme lavoro che occorrono per arrivare su quel tappeto, non puoi non provare rispetto per il tuo avversario, che si è guadagnato la possibilità di essere lì davanti a te, a contenderti la vittoria.